Eder. Mac. Pallister. È stata la giornata più densa dall'inizio dell'inchiesta sull'omicidio di Alessandro Venier a Gemona del Friuli. In mattinata all'ospedale di Udine l'autopsia ha confermato che Venier è morto per strangolamento. La sezionatura del cadavere è avvenuta dopo, con un utensile che gli inquirenti stanno ancora definendo, tra le ipotesi un seghetto sequestrato in autorimessa. L'esame, affidato alla medico legale Francesca Sinopoli e svolto alla presenza dei consulenti delle parti, ha anche chiarito che la calce viva non ha impedito l'autopsia, mentre aveva creato difficoltà nella TAC del giorno precedente. C'è stato un ritardo d'avvio per un problema di scongelamento della salma, poi l'attività è proseguita regolarmente. Nel primo pomeriggio i RIS di Parma hanno concentrato le verifiche sul bidone, dove i resti erano stati occultati, e su un materasso singolo di cui la madre si era disfatta. I militari hanno inoltre esteso i sopralluoghi alla villetta di Via dei Lotti, con attività di ricerca di tracce ematiche anche con luminol. L'area era stata bonificata il giorno prima dagli artificieri per la presenza di residuati bellici collezionati dalla vittima. Sul tavolo peritale, però, la giornata si è chiusa con un fronte di contrasto netto. Mentre l'incaricata della procura indica lo strangolamento come causa di morte, i consulenti della difesa contestano l'assenza di segni evidenti sul collo e ritengono che le sole alterazioni polmonari citate non bastino a spiegare un soffocamento meccanico. L'avvocata di Maylin Castro Monsalvo, Federica Tosel, invita a cautela sulle anticipazioni, ricordando che le conclusioni valgono solo con il deposito degli atti. Saranno gli esami tossicologici nelle prossime settimane a chiarire il peso di sedativi e insulina che, secondo la ricostruzione, sarebbero stati somministrati prima dell'azione letale. Dalle fonti investigative trapela che i segmenti corporei sono stati separati con grande precisione. In ambiente giudiziario oggi ha circolato l'indiscrezione di tagli perfetti da mano esperta, da una ipotesi che alimenta domande sul fatto che le due indagate possano non aver agito da sole. Il legale di Lorena Venier non commenta l'ipotesi. Resta acquisito ad ogni modo che il depezzamento sia post mortem. Il quadro oggettivo fissato oggi, in sintesi: causa della morte indicata nello strangolamento, sezionatura successiva effettuata con utensile da identificare. Il coltello indicato dalla madre non sarebbe idoneo a recidere il femore, più compatibile un seghetto. Calce viva non ostativa all'autopsia. RIS al lavoro su bidone, materasso e nuova batteria di rilievi in casa. Scontro tra periti su segni al collo e dinamica finale. Tossicologico atteso per pesare farmaci e insulina. Capitolo contesto investigativo. In serata le ricostruzioni di giornata ribadiscono che il duplice fronte accusatorio rimane quello già noto. Madre Lorena Venier e compagna Maylin Castro Monsalvo, ma con due elementi che oggi prendono forza: il possibile utilizzo del seghetto sequestrato e la centralità probatoria del bidone. Restano in piedi anche i punti controversi che la difesa proverà a valorizzare in aula: l'assenza di marcati segni esterni sul collo e l'eventuale ruolo, anche letale, delle sostanze iniettate prima della compressione meccanica. Nota logistica giudiziaria emersa oggi dalle cronache: l'esame autoptico è stato eseguito dalla dottoressa Francesca Sinopoli. Tra i consulenti di parte indicati nelle ricostruzioni odierne figurano Massimiliano Mansutti e Lorenzo Desinan. La compagna risulta collocata all'ICAM della Giudecca, mentre prosegue la custodia in carcere per la madre. Questo è, ad oggi, mercoledì 13 agosto 2025, il perimetro delle notizie certe e delle linee di indagine attive sul caso Venier. Un quadro che si consolida sullo strangolamento, ma resta aperto su strumento, dinamica finale e soprattutto su chi abbia materialmente compiuto cosa e quando in quella casa di Gemona. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.